Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati e buon anno da parte di tutta Media Nord-Est. Speriamo che il 2024 sia un anno più favorevole, insomma, migliore rispetto al 2023. L'auspicio di ogni anno, poi purtroppo a volte ci si deve ricredere, ma bisogna sempre essere ottimisti, e noi vi diamo anche quest'anno, vi daremo con Focus TG, con tutte le nostre testate, con i nostri telegiornali, conto di quello che sta accadendo nel territorio. Andremo tra poco a Mestre da Anna Maria Parisi, perché c'è una protesta per la mancanza di sicurezza nella stazione e nel sottopasso della stazione, dove si ripetono casi di molestie, c'è lo spaccio della droga che non si ferma. Poi andremo a Bassano del Grappa, dove infuria la polemica per una piazzola concessa ai nomadi. Ci sono le proteste dei residenti del quartiere San Lazzaro, e ad Arcade, dove il pane e vin si farà nonostante tutto. Il sindaco dice minimo inquinamento, e anche altri, ovviamente vedremo altri fatti di cronaca con i nostri colleghi. Nella seconda parte di Focus avremo qui in studio l'assessore alla cultura e allo sport della Regione del Veneto, l'avvocato Cristiano Corazzari, perché il Veneto è stato nominato Regione dello Sport Europea del 2024, un riconoscimento a Bruxelles. Ma vedo, mi pare di vedere pronta da Mestre davanti al sottopasso Anna Maria Parisi. Anna Maria, allora, in sicurezza che continua, dici tutto. Sì, buongiorno direttore e auguri di buon 2024, nonostante comunque i buoni propositi, le premesse non sono delle migliori, con donne e ragazze di ogni età che continuano ad essere importunate, seguite, appellate in modo osceno e avvicinate da personaggi decisamente sgradevoli. Accade proprio qui, lungo questo sottopasso, il sottopasso del terrore, quello di via Ulloa, che da Marghera, dove ci troviamo noi, porta verso la stazione dei treni e da lì verso qui. Un sottopasso pedonale, un sottopasso anche ciclistico. Vediamo, sono diversi ciclisti, ecco, vedi direttore, che arrivano anche con bicicletta alla mano, dove le donne continuano ad essere molestate e importunate. Diversi gli episodi anche nel corso di questo Capodanno, con adesso un gruppo di donne che si sta unendo e dice che vuole costituire un gruppo di sicurezza. Il nome di questo gruppo: Donne per Strada. Chi sono queste donne che chiedono maggiore sicurezza? Chiedono di essere assistite per poter girare liberamente ma in sicurezza tra Mestre e Marghera. Sono ragazze di 22 anni, di 30 anni, ma anche mamme con al seguito i figli, che si trovano a dover effettuare, a dover passare, transitare lungo questo sottopasso, tanto per andare al lavoro quanto per andare a prendere loro e portare i loro figli da e per la scuola. Dunque abbiamo provato a contattare anche queste ragazze per chiedere loro se volessero intervenire con noi in diretta, ma hanno paura perché quotidianamente attraversano questo sottopasso. Adesso vediamo, ci sono anche delle persone che lo stanno attraversando. Buongiorno signora, siamo in diretta TV. Senta, lei lo frequenta assiduamente questo sottopasso? Sì, e anche ho paura. Ecco, lei viene qui perché abita qua a Marghera, deve andare di là? Sì, abito qua a Mestre, vado a fare le spese al Mega. Perché ha paura di attraversare questo sottopasso? Perché ci sono persone che non vanno bene. Chi sono queste persone che non vanno bene? Chissà, sono italiani, sono extracomunitari, poi ci sono drogati, sa di tutto. E cosa le dicono? L'hanno mai fermata qualche volta? Finora no. Per fortuna. Per fortuna, però ho sempre un po' di paura.
Ha assistito, visto che lo frequenta questo sottopasso assiduamente, a qualche episodio sgradevole? Le è mai No, capitato? c'è gente che litiga, si vede per droga, là si passano. A che ora li ha visti? Adesso sono poco più delle 12. Lei Di giorno, perché io di sera qua non viene. non viene mai. Decisamente. Anzi, i miei figli mi sgridano perché non vogliono che venga. Però io vado al supermercato perché mi conviene qua al Mega. E certo, questo è l'unico modo per poter andare a Appunto, Mestre. Grazie, come si chiama signora? Bobbo Pierina. Grazie signora Arrivederci. Pierina e auguri di buon anno. Ecco, abbiamo sentito la testimonianza di questa residente, di come comunque si trovi costretta ad andare per questioni proprio logistiche a Mestre. Vediamo, c'è un'altra persona. Scusi, buongiorno. Siamo in diretta TV con Rete Veneta. Lei lo frequenta assiduamente questo sottopasso? Sì, Come mai? molto pericoloso, Perché è pericoloso? perché già mi attaccarono 2 volte qui, A lei? A che ora è successo? 9 di sera, alle 9, Alle 9 di sera d'inverno, d'estate, perché magari d'estate, d'estate, no? quindi Sì, era già, insomma, sì. comunque. Sì, E cosa sì. le hanno detto? Chi sono le persone che l'hanno avvicinato? No, è venuto subito qui na finanza, loro hanno guardato na telecamera e non hanno trovato il mio telefono, che prendere il mio telefono. Ah, la volevano derubare. Mi hanno rubato il mio telefono. Gliel'hanno Sì, rubato? E l'hanno anche molestata? No, io ho andato gridando e ho andato na finanza. Sì, perché la finanza è proprio Sì, qui di sì. fronte a noi. Sì. Senta, allora adesso che precauzioni usa quando attraversa questo sottopasso? Ha E qualcosa certo per che qualcuna, alguma persona che vai camminando, io vado a andare da sola, io ho paura. Tanti auguri, arrivederci. Grazie, Buon anno, ciao. buongiorno. Ecco, hai sentito, direttore, dunque donne che vengono molestate da tossicodipendenti, che cercano qualche spicciolo o addirittura ti rubano dei tuoi averi per avere i soldi a loro volta, e insomma la situazione veramente è molto grave. Abbiamo sentito la testimonianza di un'anziana così come di una donna straniera, perché il problema è eterogeneo, riguarda donne di tutte le estrazioni e di tutte le età. E quindi dicevo poco fa, le donne che avevo contattato in precedenza, che sono state molestate, non vogliono intervenire perché hanno paura, in quanto assiduamente attraversano il sottopasso e dicono non vogliono essere, come dire, non vogliono avere la telecamera puntata per passare inosservate laddove poi quotidianamente attraversano questo sottopasso. E da via Auloa è tutto, la linea torna a te, direttore. Grazie molte, grazie ad Anna Maria Parisi dal sottopasso della stazione di Mestre. Adesso andiamo in diretta a San Lazzaro, un quartiere di Bassano del Grappa, perché ci sono polemiche per la concessione di una piazzola ai nomadi. Sentiamo in diretta Vanessa Banzato. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore, alle persone che ci stanno seguendo. Sì, in effetti ci troviamo proprio davanti a un sito che sarà destinato ai camper per i nomadi. Monta la protesta, ma soprattutto la preoccupazione dei residenti. Con me 2 residenti, nello specifico Stefano Facchin, tra l'altro già presidente del Consiglio Comunale di Bassano del Grappa, oggi consigliere del gruppo misto, e Giovanni Lazzarotto. Intanto partiamo proprio da Stefano Facchin. È arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno questa concessione da parte del comune di quest'area che sarà destinata a almeno 2 carovane per nomadi. Sì, è arrivata a ciel sereno, nel senso come un fulmine a ciel sereno, nel senso che nessuno sapeva nulla, è stato comunicato al Consiglio di quartiere che era stata presa questa decisione e null'altro, non è stata attivata nessun tipo di discussione con la popolazione, con il Consiglio stesso. Tant'è vero che anche questa mattina ci siamo trovati la sorpresa del 2024, i lavori iniziati senza che nessuno venisse mai informato di quello che stesse succedendo, per cui anche questa è una mancanza secondo me. Ho provato a sentire l'ex presidente di quartiere che mi dice che non è stata informata, e addirittura se andiamo a guardare non c'è neppure un cartellone o un qualcosa che indicano i lavori che stanno eseguendo. Cos'è che stanno facendo oggi? Perché stanno già partendo per i sottoservizi, ma poi
quale sarà la destinazione? Allora, da quello che ho capito adesso io, stanno realizzando l'allacciamento acqua e fognario, poi si andrà a fare il resto degli allacciamenti tipo luce e gas per poter far sì che possano venire qui 3 roulotte, 3 caravan per queste persone che verranno dislocate qui nel parcheggio. Ma la preoccupazione vostra principale qual è? La nostra preoccupazione principale è data dal fatto che è stata presa una decisione unilaterale, nel senso che questa famiglia non vuole una casa, non vuole un altro terreno, non vuole, decide che questo è il posto corretto e l'amministrazione dice di sì. Noi abbiamo paura che poi alla fine da una famiglia qui possano arrivare molte altre persone e diventi un vero e proprio campo nomadi che potrebbe diventare pericoloso e rischioso per i residenti. C'è paura da parte vostra, Giovanni Lazzarotto? Lei abita qua da tanto tempo, ne ha viste tante e dice questa proprio è la ciliegina sulla torta, non ci voleva. Sì, ne ho viste parecchie purtroppo. Bene, volevo dire bravo all'amministrazione, no, che abbiamo lottato 2 anni per mettere la sbarra. La interrompo un attimo, la sbarra è quella che si vede, chiedo ad Alessandro Costacurta se la può riprendere, sopra le 2 transenne, questa sbarra. A cosa serviva questa sbarra, signor Lazzarotto? Appunto perché i zingari non venissero qui. Capito? Con i camper, perché bloccava l'accesso ai camper. Erano sempre qui parecchi, molti no, e facevano festa fino a notte tarda, sempre continuamente, però nessuno ci ha dato ascolto, nessuno. Allora adesso volevo ringraziare l'amministrazione, no, che ha tolto la sbarra, no, e ha dato l'accesso ai zingari. Siete preoccupati? Perché siete preoccupati? Perché sappiamo con quello che abbiamo passato fino adesso, no, ne abbiamo avute parecchie, li abbiamo trovati a casa diverse volte, no, e non è bello. E voi temete che questa cosa possa ripetersi permettendo a 2 roulotte che si installino? Esattamente, perché dopo da 2 diventano sicuramente 4, nessun problema, è un campo nomadi. Non tanto con la famiglia che arriverà qui, che è integrata a Bassano da circa 20 anni. Il problema è se arrivano altre persone, altre famiglie di altre etnie, di altri mondi, non sappiamo cosa possa succedere, perché questo a tutti gli effetti alla fine diventerà un campo nomadi, perché non è scritto che ci deve essere solo la famiglia che deve essere spostata dalla caserma Fincato. Si sta cercando di risolvere un problema, secondo me, come ho già detto in altre occasioni, creandone probabilmente un altro. Questa è un'area pubblica? Questa è un'area pubblica, questo è un parcheggio di una lottizzazione realizzata circa 15 anni fa, per cui in teoria dovrebbe rimanere pubblico e ad uso di tutti. Tant'è vero che la signora proprietaria del fondo a nord ha fatto ricorso al Presidente della Repubblica alla delibera fatta, perché lei ha l'unico accesso, il suo unico accesso è quello là in fondo, per cui dice se lì mi piazzano tutta una serie di caravan, io dopo come faccio a entrare? Sarebbe un problema decisamente grande. Quindi, direttore, hai sentito, c'è parecchia preoccupazione da parte dei residenti, dicevano non tanto per le 2 carovane della famiglia che vengono spostate qua, ma c'è il timore che poi se ne possono aggiungere altre, quindi che si venga a creare il classico campo nomadi con le conseguenze che purtroppo si conoscono. Abbiamo avuto, la cronaca ha registrato diversi episodi non certo edificanti che sono successi non a Bassano del Grappa ma in altre città del Veneto, quindi insomma adesso staremo a vedere. Un'ultima battuta col signor Lazzarotto, lei diceva che per tanti anni lei ha pulito sempre tutta l'area. Sì, l'ho sempre tenuta pulita, però se adesso tirano via la sbarra, naturalmente il parcheggio è aperto a tutti e può venire chi vuole, anche gli zingari naturalmente. Direttore, da Bassano è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie molte a Vanessa Banzatto e ai suoi ospiti. C'è sempre polemica attorno a nomadi, zingari e anche migranti. Noi siamo stati i primi a dare la notizia dei contrasti a Santa Maria del Sile, un comune nella provincia di Treviso, dove il parroco ha ospitato in chiesa dei migranti. Allora c'è stata una petizione per
per cacciare questo sacerdote, Don Giovanni, che ieri ha scritto una lettera in sua difesa, alla quale ha anche risposto il sindaco Conte dicendo che ha qualche difficoltà di dialogo il parroco e che scivola nella politica, per cui la polemica è ancora in corso. Vediamo. A me dispiace che si sia creata questa situazione a Santa Maria del Sile. Ricordo che sia creata solo a Santa Maria del Sile. È evidente che Don Giovanni, che è un parroco che ha un cuore enorme, ha qualche difficoltà di dialogo, no? Soprattutto con le istituzioni, o forse è un po' ogni tanto scivola nella politica, e quindi capisco che oggi lui si trovi un problema con la sua comunità e cerchi di scaricare le responsabilità sul sindaco. Ecco. Seppur non chiamato direttamente in causa, Mario Conte risponde in maniera piccata alla lettera aperta di Don Giovanni Kirchner, il parroco finito nella bufera per aver accolto in chiesa alcuni migranti e senza tetto, scelta che ha spaccato la comunità di Santa Maria del Sile con una raccolta firme che chiede alla diocesi di trasferirlo. Ai nostri microfoni Don Giovanni preferisce non commentare, rimandando per l'appunto allo scritto, dove di fatto parla della mancanza delle istituzioni sul tema dell'accoglienza, deflagrata con la morte alla Piani dell'indiano Mandep Singh a inizio dicembre. Ma noi possiamo pensare di essere giusti in un mondo sbagliato? Si chiede il parroco, in una città ricca, piena di alloggi vuoti, che lascia la gente dormire in strada, che lascia la gente morire per strada. Da qui il tema della giustizia e il riferimento di Don Giovanni a Papa Francesco e allo stile di Gesù. Dalla parte del parroco Luigi Calesso. Secondo me a metterci la pezza devono essere le istituzioni che devono farsi carico di una capacità di accoglienza e di una capacità di dare risposta all'emergenza casa, che sta migliorando negli ultimi tempi, ma che evidentemente non è ancora sufficiente, e l'amministrazione comunale in particolare deve farsi carico del problema e deve dire con chiarezza che non può stare dalla parte di chi accusa il parroco di un reato di umanità, ma deve stare dalla parte del parroco e di quella parte del quartiere, dei volontari che hanno deciso concretamente di intervenire e di fare qualcosa, perché ancora le istituzioni non fanno a sufficienza. Mario Conte però non ci sta. Sull'accoglienza dice Casugana fa il possibile sia con la Caritas che con la prefettura, anche nella gestione dell'ex Serena. Il primo cittadino rivela quindi un suo sospetto. Premesso che non chiama mai o non ha il telefono o si dimentica il numero, ma scrive, e tendenzialmente scrive sempre ai giornali. Ogni volta che fa un'azione così un po' più forte, tipo quella volta che ha dormito fuori con i migranti, piuttosto che questa volta, ci sono sempre i giornalisti, quindi mi viene un po' il dubbio che cerchi la strumentalizzazione, però io confido sempre nel buon cuore. Lui comunque sta facendo un lavoro importante da questo punto di vista. Il danno più grande è che oggi c'è una comunità che è spaccata. Ma più che altro i cittadini di Santa Maria del Sile dicono è bene che la Chiesa faccia questo lavoro, anzi molti auspicano che la Chiesa ospiti i migranti, ma non nelle chiese, no? Ci sono anche molti immobili del clero, della Chiesa, anche in questa regione, che non sono le basiliche e i duomi, e quindi si possono ospitare i migranti altrove, non a dormire, dicono i cittadini, nei confessionali. E il bilancio del Capodanno sulle strade del Veneto è serio. Un uomo è morto in A4, 2 le stragi sfiorate, una a Jesolo con un bus turistico che si è capovolto e una a Ponte della Priula con un'auto che ha sfondato la vetrina di una gastronomia. Ci collegheremo tra poco con Anna De Roberto, ma vediamo facciamo prima il riepilogo degli incidenti. La comunità clodiense e il mondo della polizia sono in lutto per la morte di Giuseppe Cavaretta, il 72enne ex sovrintendente capo al commissariato di Chioggia, morto nella notte di Capodanno in un tragico incidente stradale mentre con la moglie Vincenzina tornava da una serata di festa trascorsa a Trieste. Sono le 3 di notte lungo l'autostrada A4 quando nel tratto trevigiano di Monastera, tra gli svincoli di San Donà e Meolo Roncade, l'uomo perde il controllo della sua Peugeot 3008 che finisce la
nella sua corsa contro le barriere che delimitano i sensi di marcia. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo all'uomo, mentre la donna è stata stabilizzata e portata dal SUEM all'ospedale di Mestre, dove è stata ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva, ma sarebbe fuori pericolo. Sul posto i vigili del fuoco arrivati da Mestre, Motta di Livenza, la Polstrada e il personale di Autostrade per un intervento durato fino all'alba. Oltre a Vincenzina, Cavaretta lascia i figli Simone e Luca che si sono recati alla polizia stradale di San Donà per i necessari adempimenti, ma quella di Capodanno per operatori del soccorso e delle forze dell'ordine è stata una notte di vera mobilitazione. Poco prima, alle 2:30, un pullman a 2 piani con 79 persone a bordo che stava rientrando da Punta Sabbioni si è rovesciato in via San Pio X, appena fuori dal territorio iesolano. I pompieri arrivati da San Donà, Jesolo e Mestre hanno messo in sicurezza il mezzo adagiato su un fianco, finendo di estrarre le persone ancora all'interno, tutti i turisti bosniaci che avevano assistito ai fuochi pirotecnici. I feriti, in forma lieve, sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM, diverse le ambulanze che sono confluite in via San Pio X. Ad accertarsi della situazione lo stesso sindaco Christopher De Zotti. Quasi tutti sono potuti rientrare a casa con un nuovo pullman messo a disposizione nelle ore successive. Probabilmente a evitare la strage è stata la bassa velocità con cui il mezzo procedeva. Tutti si sono attivati per gestire una possibile maxi emergenza, ha detto all'Indomani il direttore generale dell'ULSS 4 Mauro Filippi, e poteva avere un esito diverso anche l'incidente che si è registrato ieri sera a Ponte della Priula, quando alle 19:30 una Toyota Auris ha sfondato la vetrina della gastronomia Le Papere, fortunatamente chiusa per il Capodanno. L'auto, con a bordo 2 giovani, è piombata nel locale dopo aver abbattuto anche un vaso di fiori all'esterno, prima di fermarsi contro il bancone della gastronomia. Nonostante la tragedia sfiorata, le indagini sono in corso per stabilire le responsabilità. Ingentissimi i danni. Questo era il servizio di Cristian Arboita. Adesso andiamo in diretta a Ponte della Priula, dove Anna De Roberto ci darà altri dettagli su quest'ultimo incidente. A te Anna. Sì, eccoci direttore, buongiorno. Siamo a Ponte della Priula, appunto le papere, quello che rimane insomma della vetrina alle mie spalle. Siamo con Filippo Albertini, che è uno dei titolari dell'attività, insieme al papà e insieme al fratello. E con Filippo proprio si diceva che davvero è stata una tragedia sfiorata, perché l'automobile che era parcheggiata qui, dove praticamente siamo noi, probabilmente ha messo la prima, ingranato la prima e ha dato una accelerata molto forte, perché è arrivata, oltre a sfondare la vetrina, è arrivata proprio dentro fino a colpire una parte del muro e anche, come dire, il bancone. Quindi se ci fossero state delle persone, come c'erano il giorno prima, perché il 31, proprio perché è una gastronomia, l'attività era aperta, avrebbe davvero potuto essere una strage. Fortunatamente non è andata così. È andata bene, nella sfortuna è andata bene veramente, perché la sera prima eravamo pienissimi, c'era una nuvola di gente qui davanti. E che dire, 2 ragazzi neopatentati evidentemente in fase di manovra hanno pigiato l'acceleratore anziché il freno. Mi viene da dire che siamo alle papere, ma questa è una scena degna di paperissima quasi, purtroppo. Ci ridiamo su perché tanto adesso non possiamo fare altrimenti. L'importante è che non sia fatto male nessuno, perché veramente poteva essere una strage, insomma, adesso è una parola forte, però si poteva veramente fare male qualcuno, anche perché la macchina ha sfondato oltre ai serramenti, il muro, è arrivata quasi fino alle friggitrici e così, insomma. Quello che vedete a terra sono i resti un po' della vetrina divelta, rotta. Appunto, come diceva Filippo, sono entrati fino ad arrivare alle friggitrici, hanno anche toccato un pezzo di muro, quindi i danni sono anche strutturali, sono danni ingenti. Voi avete calcolato che si va oltre i 50.000 euro? Allora, secondo me sì, tuttavia adesso avremo appunto i tecnici che faranno le valutazioni del caso, anche perché c'è il muro, c'è proprio la muratura sfondata, sia esternamente che internamente, e quindi
Allora, due ragazzi, Filippo, sono stati fatti anche i test, erano le 7:30 della sera, quindi del 1° di gennaio, eppure comunque test alcolemici e tossicologici sono stati fatti e pare che i ragazzi fossero a posto. Quindi parrebbe di sì, adesso io non c'ero io, ma c'era mia madre e mio padre a cui hanno dato l'impressione comunque di due persone normali, di due bravi ragazzi a cui è successo erano sotto shock. Sì, hanno detto di sì, che erano provati insomma dall'accaduto. Quando si riparte, come si riparte adesso? Beh, sempre con grande ottimismo, l'importante è noi concentriamoci sul fatto che non si è fatto male nessuno, che poteva veramente finire male, invece nella sfortuna è andata bene, quindi abbiamo iniziato l'anno col botto, si può dire. Esatto. Parlavano così ridendo, direttore Filippo diceva insomma evidentemente forse qui in zona manca un drive-in, esatto. No? Dobbiamo, giusto per condire con un po' di ironia e umorismo un evento che appunto di fatto poteva creare davvero tanti danni. Per fortuna sono solo materiali, ci sono le assicurazioni, quindi ci vorrà solo un po' di tempo per ripartire. Speriamo, sì, dai. Comunque adesso parlo ai clienti delle Papere che non disperino, che se vogliono una veloce fritturina in questi giorni c'è il ristorante Cadiponte gestito da mio padre, dove probabilmente ci trasferiremo già da domani. Quindi un trasferimento insomma per non perdere l'attività in questi mesi preziosi. Ecco direttore, da Ponte della Priula io restituisco la linea. Grazie Anna, complimenti per l'ironia. Abbiamo iniziato l'anno col botto, ha detto il titolare del locale, quindi bisogna sempre far buon viso a cattiva sorte. È stata una notte di luci e musica per dare il benvenuto al 2024 e il fascino dello spettacolo pirotecnico in bacino San Marco per festeggiare allo scoccare della mezzanotte l'arrivo del nuovo anno. Il tradizionale appuntamento dei fuochi d'artificio hanno illuminato il bacino di San Marco dando il benvenuto al nuovo anno. Sono state oltre 40.000 le persone che hanno ammirato i giochi di luce dall'Arsenale lungo Riva degli Schiavoni, Riva Cadario, Riva San Biagio e Riva dei Sette Martiri, ma anche da terrazze, altane, aree esterne, plateatici e dalle imbarcazioni. 20 intossicati da alcol, 3 feriti lievi per aggressioni dovute ad eccessi alcolici, 3 cadute durante i festeggiamenti sono stati gestiti dall'ospedale civile di Venezia. Circa 10.000 persone hanno festeggiato invece il 2024 in piazza Ferretto a Mestre con l'animazione garantita dai DJ di Radio Company, dal palco montato nel salotto cittadino illuminato a festa tra luminari e sculture è andato in scena il format Wonder Company e festeggiamenti ovviamente in tutte le città del Veneto. In alcune insomma, purtroppo ci sono state piogge piuttosto abbondanti, ma sempre per quanto riguarda le feste, non di Capodanno ormai, ma in vista della Befana andiamo in diretta a Padova da Chiara Gaiani con l'assessore Antonio Bressa. A te Chiara. Direttore, buongiorno, buon anno ai telespettatori, buon anno a te. Siamo in Piazza Insurrezione, vedete stanno proprio finendo di smontare tutto il palco per il concerto di Capodanno, un concerto di Capodanno in cui ancora l'amministrazione ha scelto Piazza Insurrezione, è stata una scelta e che è stato un grande successo nonostante la pioggia. È andato tutto bene, Assessore? Assolutamente è andato tutto molto bene, quindi il bilancio che facciamo è positivo, nonostante la pioviggine che ci ha accompagnato fin dall'inizio della serata, poi verso la fine è diventata anche una pioggia intensa. Nonostante questo comunque la piazza si è riempita, soprattutto intorno all'orario di mezzanotte, a testimonianza che è stata apprezzata la scelta di questa location, di questa piazza, con la sua atmosfera, ma soprattutto della musica di Francesco Gabbani e anche poi della musica di accompagnamento prima e dopo il concerto, ma chiaramente un personaggio come Francesco Gabbani ha attirato e ci ha dato anche la possibilità di continuare a raccontare Padova come una città viva, attrattiva, che punta su grandi eventi di intrattenimento, grandi eventi culturali, e siamo contenti perché la risposta è stata positiva e quindi andremo avanti in questa direzione. Ecco, ci ha raccontato, direttore, che ci sono stati fuochi a Venezia, per esempio, fuochi d'artificio che a Padova ormai è già il secondo anno che avete deciso di spegnere per Capodanno, anche perché proprio in quei giorni l'aria a Padova era da bollino rosso, quindi di fatto
irrespirabile. Sì, anche volendo non avremmo potuto sparare i fuochi d'artificio, proprio perché tutto questo è vietato dall'ordinanza regionale per la qualità dell'aria, che in presenza di determinate soglie di PM10, come sappiamo, non prevede la possibilità di sparare i fuochi. Questo è stato un po' il motivo all'origine della scelta di puntare tutto sulla musica e di cambiare piazza. Dopodiché questi concerti stanno avendo sempre più attenzione e risposta positiva da parte del pubblico, quindi chissà, potrà evolvere anche il concerto di Capodanno con spazi ancora più grandi, con il ritorno in Prato della Valle. Lo valuteremo nel corso dei prossimi mesi, però la cosa importante è accompagnare questi eventi, quello di Capodanno, poi vedremo anche quello della Befana, da scelte che ci permettono di avere di queste occasioni di grande celebrazione tutti insieme, ma anche con un'attenzione all'ambiente, per cui al di là del rispetto della normativa è stata anche una scelta nostra quella di puntare su eventi che fossero sostenibili. Ecco, allora arriviamo alla Befana in cui non si assisterà al tradizionale Rogo della Vece. Per la verità per Padova mi pare sia il secondo anno. Come sarà organizzata, come sarà strutturata questa festa che si sposta di location, quindi siamo in Prato della Valle? Sì, siamo in Prato della Valle, che è la location storica. La festa manterrà, come abbiamo fatto l'anno scorso, tutte le caratteristiche tradizionali della festa della Befana, quindi ci sarà la distribuzione delle calze ai bambini, ci saranno queste persone travestite da Befana coi trampoli che animeranno la piazza. Terremo insieme, siccome sabato, sia il mercato che la pista di pattinaggio che anche il palco della Befana, sfruttando il sagrato davanti a Santa Giustina. Al centro della scena questa grande marionetta che c'era anche l'anno scorso, che intratterrà i bambini con uno spettacolo anche dedicato quest'anno poi con i personaggi Disney che interverranno. E poi il momento più atteso però è quello dei Vigili del Fuoco, che a un certo punto arrivano, ogni anno hanno delle sorprese inedite, quest'anno faranno volare una Befana e credo che sarà il momento, diciamo così, anche più spettacolare della giornata. Dalle 3, quindi dopo pranzo, come usanza, ci si muove verso il Prato della Valle e sarà tutto pronto per ospitare ancora una volta una grande festa. Insomma, una Befana 3.0. Allora ringraziamo l'assessore Antonio Bresse, ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto e da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Chiara Gagliani e all'assessore Bressa. Chissà che anno sarà il 2024, speriamo un anno foriero di soddisfazioni, di gioie, di entusiasmo per tutti. Per il momento è stato un inizio con botti, spari, c'è anche chi ha sparato, e missili, purtroppo, missili, con una guerra che sta raggiungendo un punto di non ritorno, a quanto sembra, guerra tra Mosca e Kiev, con bombardamenti reciproci anche in Israele con Hamas. È una situazione veramente drammatica. Vediamo però il Capodanno degli ibernisti veneziani. Queste immagini, c'è chi non teme l'acqua gelida e per festeggiare il Capodanno si butta in mare. Qui siamo al Lido di Venezia, sono decine le persone che hanno festeggiato in questa maniera del tutto originale, ma che si sta diffondendo. Vedete, ci sono anche 2 turisti australiani, si è notato dai loro costumi, e grandi feste, un gran freddo, ma un buon 2024. In regia oggi ci sono Francesco Ceron, Renato Cappoia e Nadia Brazzo, quindi inauguriamo l'anno del Focus TG con un Dream Team. E adesso andiamo a Schio perché ovviamente l'alcol scorreva a fiumi soprattutto a Capodanno, e ci sono stati dei controlli dei carabinieri per prevenire le stragi. Sono scattate 4 denunce per guida in stato di ebbrezza. Denunciate 4 persone per guida in stato di ebbrezza durante i controlli dei carabinieri di Schio effettuati durante le festività per prevenire le stragi del sabato sera. I controlli sono stati effettuati a Schio, Torre Belvicino, Piovene Rocchette e a Velodastico. Per tutti e 4 i conducenti trovati positivi all'alcol test, di età comprese tra i 60 e i 20 anni, è scattata la denuncia in stato di libertà per l'ipotesi di reato di guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche, nonché il ritiro della patente di guida per i successivi provvedimenti di sospensione che saranno adottati dalla Prefettura di Vicenza.
È stata ritrovata dopo 2 mesi dagli agenti della Federazione del Campo Sampierese un'auto rubata. Ci sono ancora furti d'auto, sono molti. Ogni tanto, quando queste auto non vengono impacchettate e mandate all'estero, vengono ritrovate. Vediamo. Era stata rubata nel quartiere Arcella di Padova lo scorso novembre. Dopo 2 mesi, grazie alla segnalazione di un cittadino, gli agenti della Polizia Locale della Federazione del Campo Sampierese sono intervenuti in via Frattina a Campodarsego e così nella mattinata di Capodanno il veicolo, una Fiat Uno, è stato restituito al legittimo proprietario. Dopo il furto, avvenuto forzando la portiera e il blocchetto di avviamento, era stata presentata una regolare denuncia di furto a Vedelago. Con ogni probabilità la vettura era stata abbandonata a Campodarsego perché era finita la benzina. E ci sono stati diversi feriti, in particolare 2 persone, 2 amici rimasti feriti mentre costruivano un petardo artigianale. Sono amici di Campo San Martino, finiti al pronto soccorso. Hanno cercato di costruire in modo artigianale un fuoco d'artificio per festeggiare il Capodanno, ma l'ordigno è esploso improvvisamente. Il bilancio è di 2 persone ferite e trasportate al pronto soccorso di Campo San Piero. I 2 amici, entrambi di Campo San Martino, di 39 e 40 anni, hanno riportato gravi bruciature alle braccia mentre maneggiavano questo ordigno, che è esploso mentre i 2 lo stavano completando senza fare in tempo ad allontanarsi. Il tutto nonostante l'ordinanza comunale che vietava l'uso di fuochi d'artificio. Per loro, trattenuti in ospedale in osservazione, la prognosi è di una decina di giorni. Controlli della Polizia di Stato nei casolari abbandonati dell'Arcella a Padova. Sono stati espulsi 2 giovani tunisini. Controlli della polizia nei casolari e capannoni abbandonati dell'Arcella in occasione del Capodanno e così, dopo le segnalazioni dei residenti per un via vai sospetto, gli agenti hanno controllato una piccola costruzione fatiscente, trovando all'interno 2 giovani tunisini di 24 e 18 anni privi di documenti che sono stati accompagnati in questura e così si è scoperto che entrambi avevano fornito false generalità. In particolare uno dei giovani si era dichiarato minorenne, già noti alle forze dell'ordine per i reati di spaccio e accusati in questo caso di invasione di edificio. Sono stati entrambi arrestati ed espulsi. Il 18enne è stato trasferito in particolare al centro di rimpatrio di Gradisca di Sonzo in provincia di Gorizia. La Guardia di Finanza di Rovigo, andiamo avanti con la cronaca, ha sequestrato 4.500 litri di gasolio agricolo e di un'autobotte, denunciando un imprenditore. Il commerciante è stato pedinato per vari giorni perché sospettato di utilizzare nel proprio camion gasolio destinato all'agricoltura e perciò a tassazione agevolata. Il mezzo è stato sottoposto a un controllo ed è stato trovato nel serbatoio di alimentazione gasolio agricolo senza che l'autotrasportatore ne avesse titolo. Il gasolio risultava colorato con denaturante tipico dell'uso in agricoltura, utilizzato appunto per marcare il prodotto destinato a quello scopo. Il controllo è poi proseguito presso la sede della ditta e presso l'abitazione dell'imprenditore, dove è stato rinvenuto un ulteriore ingente quantitativo di gasolio agricolo detenuto in una cisterna non autorizzata. Alla fine sono stati sequestrati circa 4.500 litri di gasolio denaturato, di un serbatoio e di varia documentazione in base alla quale proseguiranno adesso gli accertamenti su altri versanti. Una delibera del Comune di Venezia fissa in 25 il numero massimo dei visitatori per i gruppi turistici organizzati. Un provvedimento, spiega l'assessore Simone Venturini, che dovrebbe migliorare la gestione del turismo e della vivibilità in città, anche in vista dell'avvento del ticket d'ingresso che sarà collaudato nella primavera di quest'anno. Stiamo introducendo questi nuovi correttivi per trovare un nuovo equilibrio tra i residenti
i visitatori e la nostra città così delicata e così fragile. Dal 1 giugno i gruppi organizzati in visita al centro storico di Venezia e nelle isole di Murano, Burano e Torcello, condotti da guide turistiche o accompagnatori, non potranno più superare le 25 persone. Il provvedimento è contenuto in una delibera approvata dalla Giunta Comunale che riguarda la modifica del regolamento di polizia e sicurezza urbana e dovrà ora passare per il voto del Consiglio Comunale. Non più gruppi extra numerosi, non più gruppi senza limiti, ma ogni guida potrà accompagnare al massimo 25 persone. Introduciamo il divieto di utilizzo di amplificatori vocali, megafoni o altoparlanti e l'obbligo di cuffiette auricolari sopra le 10 persone per gruppo. La delibera, che pone un limite al numero di visitatori che compongono un gruppo turistico, si inserisce, informano da Caffarsetti, in un più ampio quadro di interventi per migliorare la gestione del turismo in città ed è il risultato di una serie di passaggi e confronti con categorie ed operatori di settore. Un lavoro importante per rendere più sostenibile il turismo a Venezia, per evitare ingorghi e intralcio della circolazione, ma soprattutto per differenziare le nostre guide, le guide qualificate, le guide che hanno tutti i titoli, rispetto a un mondo caotico dove molto spesso c'è gente che si improvvisa guida e non rispetta la città e non rispetta i nostri centri storici. Salari bassi e precarietà stanno contraddistinguendo l'occupazione femminile anche nel veneziano. Uno studio della CGIL evidenzia le discriminazioni che dividono ancora uomini e donne nel mondo del lavoro. Sembra che in alcuni casi le donne guadagnino il 43% in meno dei colleghi. Sentiamo Filippo Fois. Purtroppo, come CGIL, dobbiamo ancora una volta evidenziare come le donne anche qui siano discriminate nella qualità del lavoro, nella possibilità di crescita occupazionale, nella possibilità stessa di lavorare. Per il mondo del lavoro, uomini e donne sono diversi dal punto di vista retributivo, contrattuale e sociale anche nella città metropolitana di Venezia. Lo studio della CGIL su dati INPS e Istat disegna un quadro in cui spicca più di un dato significativo, a partire da quello che vuole l'82% degli uomini impegnato a tempo pieno e poco meno della metà delle donne invece con un contratto full time. Le donne hanno contratti che determinano retribuzioni più basse, purtroppo spesso anche retribuzioni precarie e soprattutto evidenziano una grave differenza salariale. Anche la disoccupazione parla due lingue diverse nel veneziano, doppia rispetto agli uomini tra le donne tra i 25 e i 34 anni, più che doppia dopo i 45. Tra gli uomini e le donne che lavorano invece le condizioni sono profondamente diverse anche dal punto di vista retributivo. Se guardiamo gli uomini assunti a tempo pieno hanno mediamente una retribuzione di 6.000 euro più alta delle donne e se guardiamo i tempi indeterminati, quindi contratti stabili, questa differenza raggiunge addirittura i 9.500 euro. Quindi è evidente con questi numeri come c'è e come ci sia una forte discriminazione salariale delle donne anche nel nostro territorio. Servono interventi urgenti mettendo in cima alle priorità l'emergenza occupazionale femminile e l'emergenza salariale. Chioschi antidegrado, l'assessore Cristina Balbi a Vicenza traccia il bilancio dei primi 6 mesi, annuncia nuove iniziative, anche così dice si rivitalizza la città. Chioschi e spiaggette antidegrado nei quartieri, l'insicurezza si combatte anche attraverso i presidi sul territorio e la vitalità nei quartieri. Con questo principio l'annuncio da parte dell'assessore allo sviluppo economico Cristina Balbi. La città ha bisogno che gli spazi vengano utilizzati al meglio, quindi siano anche un luogo di socializzazione, anche di commercio, se vogliamo, di sviluppo di impresa, perché alla fine quando gli spazi sono frequentati sono anche tenuti meglio, perché c'è qualcuno che se ne occupa in maniera, diciamo così, quotidiana e costante, ma soprattutto sono presidiati. Quindi questo è l'obiettivo nostro, aprire questi spazi attraverso dei bandi e manifestazioni di interesse che vengano utilizzati anche per i chioschi o nuove approdi e spiaggette. Ma non solo, l'amministrazione guarda al 2024 con novità che riguarderanno il mercato ortofrutticolo. Il 2024 sarà l'anno in cui il Comune darà un modello di gestione, di concessione di questo
questo servizio che sia innovativa, che possa portarlo al passo coi tempi, che possa essere quindi non solo il luogo di scambio di merci, ma anche un luogo, anche in questo caso, di rivitalizzazione della città. Infine l'anno nuovo si prospetta orientato al recupero delle risorse attraverso diverse manovre sperimentali. Faremo anche delle manovre sperimentali, come per esempio sulla segnaletica, sul ripristino della segnaletica stradale dopo gli incidenti, un modo che fanno anche altri comuni di farlo quasi gratuitamente. Attualmente ci costa più di 100.000 euro. Un altro modo in cui cerchiamo di recuperare delle risorse è anche fare una mappatura di tutto quello che è il CUP, cioè le imposte pubblicitarie, per capire di cosa stiamo parlando, cosa è dovuto, e così ognuno si può mettere in regola, e anche questo è un modo per recuperare risorse e dare anche servizio alla città. 24 immobili che sono stati confiscati alla criminalità organizzata. Il comune di Poiana Maggiore nel Vicentino ha illustrato il percorso amministrativo per poterli riscattare e metterli a disposizione della sua comunità. Abbiamo delle progettualità dedicate alle famiglie con disabili, progettualità dedicate a centri minori per diurni, e poi un'importante collaborazione realizzata con l'Ater di Vicenza, che prenderà in carico i locali, effettuerà gli interventi richiesti e poi li metterà sul mercato a canoni agevolati, sempre con particolare attenzione a famiglie con bisogni. E quanto il comune di Poiana Maggiore è riuscito a realizzare per il riutilizzo a scopi sociali di 24 beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. L'amministrazione comunale ha illustrato il percorso complesso che ha intrapreso dall'aprile 2015, quando l'amministrazione è venuta a conoscenza dei beni confiscati sul suo territorio. In un contesto condominiale in zona centrale erano disponibili in un ampio negozio 8 appartamenti dai 50 ai 80 metri quadri, 9 garage e 6 piccoli magazzini, immobili acquistati con proventi illeciti provenienti dallo spaccio internazionale di droga. Un dato oggettivo di come non solo le grandi città, ma anche e soprattutto i piccoli comuni sono nel mirino della malavita per il riciclaggio dei proventi illeciti. Il riutilizzo di questi beni a scopo sociale ha messo a dura prova le capacità del comune. Un percorso sicuramente non facile, soprattutto per la mancanza iniziale di informazioni, che abbiamo però recuperato nel corso del tempo. Siamo riusciti, con la collaborazione di associazioni presenti sul territorio, a presentare dei progetti di ampio valore sociale con il coinvolgimento di una vasta area territoriale. Una storia a lieto fine per una ventina di lavoratori di una cooperativa del MAP, sfruttati da 2 caporali. Dopo l'allontanamento di questi ultimi, i lavoratori sono stati assunti direttamente dal grossista. Sentiamo Valentina Visentin. 2 mesi dopo la denuncia di caporalato che aveva coinvolto una cooperativa che lavorava per un grossista del mercato alimentare di Padova, i lavoratori sfruttati sono stati assunti a tempo indeterminato e senza periodo di prova dal grossista stesso. Abbiamo ottenuto che questi lavoratori vengano assunti a tempo indeterminato, senza periodo di prova, direttamente dal grossista che prima usava l'appalto, e quindi adesso abbiamo 35 lavoratori assunti con un contratto equo che gli consente anche di guardare con maggior speranza al futuro. Sono una ventina di lavoratori bengalesi che avevano denunciato lo sfruttamento, facendo così aprire un'indagine della finanza. Alla fine i caporali sono stati allontanati e per i lavoratori ora si apre un nuovo capitolo con un lavoro sicuro e tutelato. Una storia a lieto fine che dimostra come il coraggio di denunciare lo sfruttamento abbia portato ad avere giustizia per i lavoratori. Questa è, una situazione che per una volta dimostra che comunque si possono portare a casa dei risultati positivi, e questo dobbiamo dire, lo diciamo in maniera molto chiara, è stato legato al fatto sicuramente del lavoro fatto da noi e dalla volontà dei lavoratori di mettersi in gioco in prima persona, anche dal grossista che comunque ha capito che la soluzione vera poteva essere questa da una parte. E l'altra cosa che ci preme sottolineare è che questa vicenda ha avuto questo esito nonostante l'assenza delle istituzioni, perché noi avevamo chiesto incontri in prefettura.
E siamo ancora di nuovo alle prese con il Covid, anche in Veneto, e con l'influenza sono a letto invece 250.000 padovani. Tra Natale e Capodanno è atteso proprio in questi giorni il picco più alto, cioè dopo il Capodanno. Per i bambini più piccoli, i neonati, bisogna fare attenzione alla bronchiolite. Sentiamo Chiara Gaiani. Se si ha una sintomatologia respiratoria, non sottovalutatela, nel senso di non andare a fare gli auguri, anche se è importante, a persone anziane, perché può essere appunto motivo di trasmissione di influenza o di Covid. Febbre alta, tosse persistente e raffreddore sono 250.000 i padovani che hanno trascorso a letto la settimana tra Natale e Capodanno, ma il picco è atteso in questi giorni e allora l'attenzione si sposta sugli anziani e le persone più fragili con un caloroso consiglio. Si può prevenire la bronchiolite informando i genitori. I genitori di bambini così piccoli che hanno 1 mese, 2 mesi non sanno di questa malattia. Certe volte bastano precauzioni molto banali, mettersi la mascherina se si ha raffreddore, lavarsi le mani con il gel, non baciare il proprio bambino di 1 mese se si ha raffreddore. Sembra una cosa disumana, ma in questo modo si evita di trasmettergli questo virus che poi nel bambino piccolo causa la bronchiolite, in un adulto causa un banalissimo raffreddore. L'ondata è arrivata prima degli scorsi anni, come previsto dai sanitari durante la campagna vaccinale. Covid e virus influenzale stanno circolando con un aumento dei casi anche in età pediatrica. 800 gli accessi al pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera nella settimana di Natale. Tra i neonati numerosi casi di bronchiolite, patologia causata dal virus sinciziale, la cui frequenza è aumentata dopo la pandemia, molto pericolosa soprattutto per i neonati. Fiocchi rosa e azzurri nel giorno di Capodanno, a battere tutti è stata la piccola Ludovica e quindi parliamo dei primi nati. Erano le 3.06 del 1° gennaio quando, con grande anticipo rispetto alla data presunta del 19 gennaio, ha aperto per la prima volta gli occhi al mondo la piccola Ludovica agli ospedali riuniti Padova Sud a Schiavonia. Bellissima ed elegante, con il suo berrettino rosa con 2 fiorellini, Ludovica ha reso indimenticabile il Capodanno di mamma Maria Letizia e papà Giulio, genitori per la prima volta. Pochi minuti dopo, alle 3.46, è toccato al primo nuovo cittadino di Padova, Antonio, anche lui figlio primogenito di mamma Sara e papà Mattia. Antonio è nato in azienda ospedaliera dove nel 2023 i parti sono stati 2.756, con una leggera prevalenza dei maschietti rispetto alle femminucce. È Fiocorosa a Campo San Piero dove alle 10.42 viene alla luce Ginevra, primogenita di Roberta e Simone. Si sono attesi invece le 17.49 del primo giorno dell'anno a Cittadella, dove mamma Ilaria e papà Francesco hanno salutato la piccola Olimpia. Negli ospedali dell'ULSS e Euganea nel 2023 sono nati 2.961 bambini. Un fiocco rosa per il primo parto ad Abano alle 12.43, dove mamma Estela e papà Egli hanno accolto la piccola Zoe che oggi farà ritorno a casa dove l'attende la sorellina di 2 anni e mezzo. E 7.000 persone in piazza Insurrezione a Padova per il concerto di fine anno di Francesco Gabbani. Anche per il futuro questa è la strada che è stata scelta dall'amministrazione. Obiettivo raggiunto e la pioggia non ha fermato i padovani. Il concerto di Capodanno in piazza Insurrezione ha raggiunto la capienza massima, circa 7.000 persone, anche con il maltempo, con il conto alla rovescia celebrato sul palco dall'assessore Antonio Bressa e dal cantante Francesco Gabbani. È la prova che il luogo funziona e che può diventare un punto di riferimento per gli eventi della città, e che intanto, in parallelo, può continuare anche il dibattito sull'abolizione del parcheggio per liberare definitivamente la piazza dalle auto. Francesco Gabbani, l'artista che ha animato la piazza con le sue canzoni di successo, ha mostrato subito di avere feeling con i padovani per 1 ora e mezzo di musica e allegria, ripercorsi tutti i principali successi del cantante 42enne di Carrara, vincitore per 2 volte del Festival di Sanremo.
tracciata dal Comune la strada per il futuro, investire cioè nei concerti di fine anno anche nei prossimi anni e non negli spettacoli pirotecnici che si svolgevano in Prato della Valle, concerti completamente gratuiti, supportati dalle aziende municipalizzate e resi possibili grazie al servizio di vigilanza, ai volontari della protezione civile, al personale sanitario e alle forze dell'ordine, in questo caso con 100 uomini in campo. E proprio per evitare i bagordi che ci sono non soltanto a fine anno, ci sono delle novità per i bar del centro storico di Bassano del Grappa. Sentiamo. Cambiano le regole in centro storico per i bar e le novità sono molte, a cominciare dal divieto di nuove aperture per quei locali con metratura troppo piccola e senza accessibilità per le persone diversamente abili. L'avevamo già studiato da quasi 15 anni. È stata la prima volta, tra l'altro, che questa amministrazione l'ha presa in considerazione e l'ha resa pratica praticamente dopo dei lunghi tavoli di lavoro per capire un po' quali erano le considerazioni da fare. Sicuramente si mette un po' di ordine, nel senso abbiamo definito una piccola metratura quadra per il minimo di un'apertura di un locale dove deve avere lo spazio per i rifiuti e i bagni dei disabili. Altro divieto sarà quello di installare in centro nuovi distributori di bevande, anche in questo caso per garantire un decoro e una maggiore sicurezza in città, visti i numerosi casi di degrado e bagordi segnalati a Bassano. Negli ultimi anni sono diventati veramente dei punti di aggregazione, soprattutto quando i locali chiudevano, un agglomerarsi di persone che facevano rumori alla notte e non se ne andavano per ore. Avendo un servizio così H24 la gente stava là davanti e a fare chiasso, cose del genere, ed è stata una cosa abbastanza comune questa, insomma. Cambiano anche gli orari di somministrazione nelle aree esterne dei bar, un passo verso le richieste dei residenti che gli esercenti hanno accettato senza esitazioni. Da domenica sera a giovedì sera il limite è l'1 di notte, le 2 nei prefestivi, il venerdì e il sabato sera. Ma in centro resta un altro problema irrisolto, la carenza e il degrado dei bagni pubblici, e qui in assenza di un intervento dell'amministrazione sono i baristi a confermare la loro disponibilità. Il bagno è aperto al pubblico, dopo logicamente si fa fiducia anche al buon senso delle persone, che se entra in bagno un caffè magari lo prende. Se ci fossero dei bagni pubblici attivi sarebbe la miglior cosa, soprattutto negli eventi e nelle manifestazioni. I bar sono sempre stati a disposizione, insomma, dei turisti o degli avventori anche del centro storico, anche per usare solo il servizio. E tanti sono stati gli auguri rivolti attraverso le nostre reti da primi cittadini, da rappresentanti delle istituzioni. Potevano mancare quelli dello sceriffo di Treviso, Giancarlo Gentilini. Skei, saluti e amore, il trinomio che io ho portato per tanti anni nelle aule del comune di Treviso. Lo sceriffo Giancarlo Gentilini non ha rinunciato a stare in mezzo ai trevigiani neppure in queste feste. In vista della notte di San Silvestro, con tutta l'energia dei suoi 94 anni, si rivolge ai suoi cittadini. Che il prossimo anno sia foriero di sicurezza, di salute naturale, ma anche salute finanziaria. Ragazzi, perché il tempo è un po' difficile, ma la carica vitale che abbiamo noi trevigiani ci porterà alla vittoria. Un aumento delle nascite auspica Gentilini per il futuro, ma non solo. Per la città di Treviso mi aspetto maggiore sicurezza, perché non è possibile che la città di Treviso sia in mano ai ladri, ai delinquenti, eccetera. Quindi bisogna rinforzare l'ordine pubblico. Io devo girare la città di giorno, di notte, senza pericolo, e le mie famiglie devono essere sicure a casa loro. Città che al di là della criminalità comune deve superare anche il problema delle bande giovanili che creano disordini, in particolare nei fine settimana. Io dico, ragazzi, imitate quelli che vi hanno preceduto. Ma dico anche ai professori e ai maestri, ci vuole anche ogni tanto qualche punizione, non glissare.
E la sveglia la suona Gentilini anche per i genitori che, dice, devono concentrarsi prima di tutto sui loro figli, mettendoli come priorità assoluta davanti al lavoro e a tutto il resto. Infine conclude. Un bacio a tutti e ci rivedremo col prossimo anno. Grande Sindaco, grande, ovviamente ricambiamo gli auguri e ci rivedremo nel prossimo anno, speriamo a Focus per un'altra intervistona. Adesso andiamo in pubblicità e poi saremo con l'assessore regionale alla cultura e allo sport, l'avvocato Cristiano Corazzari. State con noi, grazie. Di nuovo in diretta con Focus TG, vi dicevo nella prima parte che saremmo stati in compagnia dell'assessore regionale alla cultura e allo sport con tante altre deleghe, l'avvocato Cristiano Corazzari. Avvocato, buongiorno direttore. Grazie, buon anno. Auguri a lei e a tutti i suoi telespettatori. Grazie molte, ne abbiamo davvero tutti bisogno, speriamo che sia un 2024 che ci porti soddisfazione, entusiasmo, insomma che le cose vadano per il meglio. Assessore, intanto diciamo subito che per la Regione del Veneto c'è stato un riconoscimento molto importante per quest'anno, e cioè quello di Regione Europea dello Sport. Che valore ha questo titolo? Beh, ha un valore direi molto elevato, perché non fa altro che certificare una realtà che è quella del Veneto, una regione vocata allo sport e fatta di una comunità che ha una particolare propensione rispetto allo sport. Pensate che abbiamo quasi 500.000 atleti tesserati nelle varie discipline sportive e questo ci pone al secondo posto come rapporto tra popolazione e appunto praticanti attivi dello sport, ma abbiamo anche oltre il 43% della popolazione veneta che pratica, seppur amatorialmente o saltuariamente, delle attività fisiche, attività sportive, e questo è un dato molto positivo anche per ciò che genera in termini di salute, di benessere e di qualità della vita della nostra comunità. Bisogna poi sottolineare anche come il Veneto sia di fatto una palestra a cielo aperto, con i suoi scenari, i suoi ambienti che si prestano particolarmente allo svolgimento delle più disparate attività sportive outdoor, dal ciclismo alla corsa all'escursionismo, a tutto quanto poi rappresenta un mondo dello sport che oggi ha anche sempre di più una valenza sociale, culturale e anche economica, perché è una realtà che vede anche tante aziende venete eccellere a livello nazionale e internazionale, appunto per tutto ciò che riguarda l'attrezzatura, l'abbigliamento, le calzature e tutto ciò che sono quell'indotto economico legato allo sport. Quindi diciamo che Regione Europea dello Sport per noi rappresenta un riconoscimento che ci arriva da Access Europe, che è un'associazione legata alla comunità europea, e quindi un riconoscimento che va a centrare quella che è una nostra vocazione che abbiamo sempre avuto come veneti, e da qui anche naturalmente i grandi risultati agonistici che conseguono nelle più disparate discipline i nostri atleti e il grande appuntamento del 2026 a cui ci stiamo naturalmente preparando con le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ecco, quindi intanto un territorio davvero che si presta alla pratica di tutti gli sport, perché qui non manca nulla, no? Si scia, si nuota, si corre, per i ciclisti è un vero e proprio paradiso, e per tantissimi altri sport. Lei ha citato ovviamente le prossime Olimpiadi invernali del 2026. Credo che ancora non sia chiaro in molti quello che un'Olimpiade comporta, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dell'immagine e anche direi della storia di un territorio come questo, no? Le ultime, dobbiamo risalire a molti anni fa per gli ultimi Giochi Olimpici, per cui è che si erano svolti a Cortina
da un pezzo, e per cui è davvero una grande opportunità. Beh, è un'opportunità per tutta la montagna veneta, non solo per Cortina, ma per tutta la nostra regione, per ciò che rappresenta il sistema veneto nel mondo. In quel periodo, ma non solo, anche in tutta la fase preparatoria e anche nella fase successiva, saremo al centro di un evento di portata mondiale. Questo ci può dare non solo la visibilità, ma ci mette appunto al centro di dinamiche che noi dobbiamo essere bravi ad utilizzare come volano di sviluppo, di crescita della nostra comunità, del nostro territorio. Si parla in questo caso di legacy, ovvero di eredità, di ciò che lasciano le Olimpiadi. Pensate che ancora si vive del ricordo delle Olimpiadi di Cortina del 56. Il mito di Cortina è stato sicuramente fortemente promosso anche da un evento come quello, da cui si lega proprio una immagine positiva, virtuosa della nostra capacità di organizzare in Veneto eventi di primo ordine di eccellenza mondiale. Queste Olimpiadi rappresentano sicuramente una sfida, perché dovremo essere capaci di organizzare delle Olimpiadi in chiave moderna, capaci di essere inclusive, quindi anche ricordiamo l'aspetto delle Paralimpiadi che è molto importante, capaci di essere sostenibili ambientalmente nel rispetto di quello che è un territorio meraviglioso. Siamo nelle nostre Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, siamo in quella che noi diciamo la perla delle Dolomiti, ma di fatto è una delle località che anche da un punto di vista naturalistico rappresentano un'eccellenza a livello mondiale. Una vetrina che noi possiamo promuovere e proporre a tutto il mondo, e questo ci dà una forza incredibile per manifestarci come un sistema unito, unitario. Lavoreremo poi affinché queste Olimpiadi lasciano anche delle infrastrutture che sono molto importanti, soprattutto quelle viarie per la nostra montagna, affinché la montagna e chi vive veramente nella nostra montagna possa fruire di queste infrastrutture che sono indispensabili per poter svolgere la loro attività e per poter far sì che la montagna non sia solo un luogo di divertimento, ma anche il luogo in cui una comunità vive e realizza il proprio futuro. Questo per noi rappresenta un punto assolutamente fermo. Siamo sempre stati dell'idea che bisogna guardare avanti con fiducia, che queste manifestazioni sono un'opportunità, e non abbiamo mai condiviso quella politica del no che invece mette solamente le paure dinanzi a quelle che sono le opportunità. Ecco, Assessore, è un momento in cui insomma, sembra che per la cultura ci sia un interesse crescente, no? Ha avuto molto successo l'iniziativa dei musei aperti durante le feste, milioni di turisti nelle città d'arte. Il Veneto sulla cultura si è mosso moltissimo, con grandi risultati su tanti versanti. Che cosa ci si potrà aspettare nel 2024, negli anni futuri da questo punto di vista? Perché poi la cultura è collegata strettamente al turismo e l'uno aiuta l'altro in qualche modo, no? Beh, bisogna ricordare che la cultura rappresenta un asset fondamentale, così come lo è lo sport, per sviluppare dei flussi turistici qualificati. Chi vuole fruire di servizi culturali lo fa avendo già una dimensione tale per portare un valore aggiunto nel territorio dove va appunto a praticare quella che è una passione e quella che è una vocazione culturale. In questo il Veneto ha una ricchezza straordinaria da offrire. Pensiamo alle nostre città d'arte, partendo naturalmente dal nostro capoluogo Venezia, ma anche una capacità di offrire una offerta culturale diffusa su tutto il territorio, perché ognuno delle nostre città, dei nostri borghi rappresenta di per sé un'eccellenza. Pensate che abbiamo quasi 4.000 ville venete distribuite su tutto il territorio regionale, che sono coordinate dal nostro Istituto regionale delle ville venete, molte delle quali anche tutelate quale patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO, le nostre ville palladiane. Questo per darvi l'idea di come il nostro patrimonio monumentale, artistico, culturale sia diffuso su tutta la nostra regione, e questo genera un'opportunità ma anche una difficoltà di dare un'offerta omogenea e coordinata. Abbiamo delle istituzioni culturali d'eccellenza a livello mondiale, pensiamo alle nostre due fondazioni lirico-sinfoniche, l'Arena e la Fenice, pensiamo
pensiamo al nostro Teatro Stabile del Veneto, che riesce a costruire una rete teatrale in tutta la nostra regione, rappresenta da un punto di vista appunto della prosa un punto di riferimento sempre più importante. Pensiamo a un'istituzione come la Biennale di Venezia, e qui direttore, proprio lei mi insegna, in quanto presidente della Film Commission, della Veneto Film Commission, come anche la Biennale con il Festival del Cinema, con le proprie proposte della Biennale, rappresenti un punto di riferimento mondiale e ponga il Veneto e Venezia al centro del mondo. Questa quindi grande offerta culturale, questa grande ricchezza culturale deve essere coordinata e raccolta in una proposta che sia una proposta omogenea, una proposta di Veneto, e può essere capace di attrarre dei flussi turistici di estrema qualità che ci facciano crescere anche da un punto di vista appunto qualitativo del turismo e faccia crescere i nostri territori. Vi sono dei territori che devono essere scoperti, vi sono altre realtà come Venezia che invece devono vedere questi flussi turistici regolamentati per evitare che questo poi impedisca una fruizione opportuna e che crei danni al nostro patrimonio. Ecco, quindi le politiche culturali oggi rappresentano un valore per tutta la nostra comunità, per la crescita della nostra comunità e per la creazione di benessere e di ricchezza. Ormai non c'è più nessuno che dice che con la cultura non si fa reddito, non si mangia. La cultura è diventato un valore, un bene essenziale che ognuno di noi sente parte della nostra vita e che rappresenta anche un elemento fondamentale per la competitività dei territori. Più cultura riusciremo ad offrire e più competitivi saremo sul panorama nazionale e internazionale. Questo direi è un discorso che può essere tranquillamente esteso anche alla materia dello sport. Dicevamo prima regione europea dello sport, lo sport è anche cultura e questo per noi rappresenta l'occasione di fare un salto di qualità complessivamente in quello che è l'immagine e l'offerta della nostra regione. Ecco, Assessore, tornando al riconoscimento di Regione Europea dello Sport, è stato assegnato a Bruxelles, no? Lei è andato a Bruxelles a ricevere questa importante... Sì, è un riconoscimento che abbiamo ottenuto a fronte di una candidatura, abbiamo formulato un dossier in cui abbiamo cercato di sottolineare tutte le eccellenze venete, ma non c'è stato difficile perché abbiamo tante di quelle realtà da un punto di vista dell'impiantistica sportiva, dal punto di vista delle società sportive, delle eccellenze agonistiche e anche della capacità che ha lo sport veneto di fare volontariato, di fare sistema, comunità, solidarietà, inclusione. Quindi tutti questi valori positivi, arrivando fino alle palestre della salute, quindi il valore dello sport come elemento per la salute dei cittadini, ci ha permesso di conseguire questo riconoscimento e noi come Regione vogliamo corroborare questo risultato. Abbiamo già realizzato un dossier con delle attività straordinarie che andremo a fare per il 2024, prima fra tutti un grosso investimento sull'impiantistica sportiva che ci vedrà investire 13 milioni di euro proprio per l'adeguamento e il rinnovamento dei nostri impianti sportivi, oltre a investimenti nella pratica sportiva e appunto nelle manifestazioni sportive. Dobbiamo essere vicini a questo mondo perché sappiamo che investire nello sport significa investire in tutta la nostra comunità da tutti i punti di vista, dal punto di vista agonistico, dal punto di vista della salute, dal punto di vista dell'educazione dei valori che trasmettiamo ai nostri giovani e dal punto di vista della tenuta della nostra comunità, della capacità di creare reti, legami, solidarietà e volontariato. Ecco, sono ingenti le risorse destinate dalla Regione alla cultura. Che cosa ci si può aspettare in più, Assessore, dall'autonomia che si spera di ottenere, insomma, dopo il referendum del 22 ottobre del 2000, di 6 anni fa, e dal PNRR, no? Perché di risorse per la crescita c'è sempre necessità. Le risorse sono un punto fondamentale, ma è una questione anche di approccio. Noi come Regione del Veneto poniamo delle risorse al settore culturale che non solo derivano dal bilancio regionale, ma anche utilizziamo per esempio i fondi europei che noi destiniamo alle imprese culturali e creative, ovvero a quelle imprese che già lavorano nel settore della cultura. Pensiamo
ad una sala cinematografica che può fare degli investimenti per rinnovare i propri arredi e le proprie infrastrutture. Così come destiniamo al settore del cinema, tramite sempre i fondi europei, delle risorse dedicate che eroghiamo attraverso dei bandi che ogni anno vengono sviluppati e abbiamo più di 20 milioni di euro nel corso di questa attuale programmazione. Questo ci permette di attrarre investimenti in Veneto, ci permette di rimodernare le nostre imprese culturali e creativi, di attrarre produzioni cinematografiche che a loro volta sviluppano un indotto positivo e creano un effetto moltiplicatore delle risorse che vengono investite. Per quanto riguarda invece la cultura nel senso più classico del termine, diciamo che il Veneto ha saputo fare bene e impegnare bene le risorse disponibili, perché noi siamo una regione tax free e quindi alcune fonti, alcune risorse di bilancio che non esistono in Veneto ci sono in altre regioni e il nostro sistema culturale ciò nonostante ha dimostrato di avere un'offerta altissima con meno risorse rispetto a quelle che vengono impegnate in altre regioni. Quindi un sistema virtuoso ma che può essere ulteriormente alimentato. L'autonomia in questo sarebbe una risposta formidabile, perché noi auspichiamo di applicare questo principio di impegnare bene le risorse e quindi di risparmiare, di efficientare l'utilizzo delle risorse, liberare così risorse e investirne di più nella cultura, così come negli altri settori. Sottolineo poi un aspetto legato al tema dell'autonomia, che è quello delle nostre sovrintendenze, ovvero chiaramente le sovrintendenze hanno il compito di custodire, di governare il nostro patrimonio vincolato, che è fatto di tantissimi beni artistici, monumentali, ma che deve essere in grado, appunto in qualità di istituzione che deve governare, custodire e conservare il patrimonio artistico e culturale, anche di avere un legame stretto e forte con il nostro territorio, con i nostri amministratori e con le esigenze della nostra regione. Pensiamo che tra le richieste che abbiamo fatto nell'autonomia anche quella di poter gestire direttamente le nostre sovrintendenze, che già fanno un lavoro straordinario, ma pensiamo che nel momento in cui fossero ancora più vicine al territorio saprebbero dare risposte ancora migliori. Assessore, grazie per ora. Andiamo 2 minuti di pubblicità e poi torniamo con l'assessore Cristiano Corazzari. A tra poco, state con noi. Di nuovo con l'assessore alla cultura e allo sport della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari. Assessore, poi io credo che su questi fronti come importanti come la cultura e lo sport ci voglia appunto un grande entusiasmo che avete sempre manifestato, no? Per primo il Presidente Zaia, che per esempio per la Film Commission si è speso tantissimo. Oggi abbiamo la Fondazione Veneto Film Commission e devo dire che notiamo da parte della Regione su questi ed altri versanti una grande partecipazione, ecco, una grande collaborazione senza la quale non si potrebbero raggiungere certi risultati. Beh, una delle preoccupazioni che ha quotidianamente il Presidente Zaia è quello di qualificare l'immagine della nostra regione. Lui parla sempre di standman della regione Veneto che deve essere migliorato, deve essere portato a livelli d'eccellenza e quindi giocoforza occuparsi dei temi culturali è fondamentale, perché sappiamo bene come il messaggio culturale riesca a permeare poi tutti i settori dell'attività politica e i settori della nostra società. Di cultura se ne occupano tutti, anche magari senza saperlo, perché è anche cultura il modo di interpretare il proprio lavoro e le scelte quotidiane della vita. Certo che la Regione del Veneto ha avuto la possibilità negli ultimi anni, nel corso delle ultime legislature, di realizzare dei punti di riferimento che prima mancavano, perché come sottolineavo abbiamo un'offerta vastissima, un patrimonio enorme, ma così come tutto il nostro sistema veneto è molto particolareggiato, distribuito sul territorio. Non abbiamo dei punti di forza in un territorio spoglio, abbiamo tante ricchezze e da qui la necessità di creare dei punti di riferimento, di creare delle istituzioni che rappresentino il Veneto a 360 gradi. La Film Commission è un esempio. Avevamo un sistema di Film Commission articolato su base provinciale
che funzionava anche eccellentemente, che ogni provincia aveva la sua Film Commission che svolgeva delle attività per il proprio territorio anche in funzione di promozione turistica, ma non era certamente quello che serviva ad una regione come il Veneto, che voleva recuperare il terreno rispetto ad altre regioni che erano molto più avanti sul tema della Film Commission. Serviva una Film Commission regionale, serviva un elemento attrattivo, di coagulo di tutte le energie legate al mondo delle produzioni cinematografiche e audiovisive. E cosa dovevamo fare? Quindi abbiamo costituito questa fondazione che sta dando dei risultati molto importanti, che sta dimostrando la capacità di attrarre produzioni nazionali, internazionali. Abbiamo i più grandi distributori, pensiamo oggi c'è Netflix, Prime, Disney, vengono tutti a girare in Veneto. Molti girano a Venezia, ma non solo, perché il nostro impegno è quello di riuscire a portarli anche fuori dalle mete più conosciute come Venezia, ma di far conoscere, di far scoprire quello che è un Veneto meraviglioso, il Veneto del nostro territorio ricchissimo, nella pedemontana, delle nostre pianure, del lago, del delta del Po, delle nostre coste, le nostre Dolomiti. Cioè abbiamo una ricchezza tale, degli scenari così belli, così articolati e differenti tra loro, che possiamo essere un set ideale. E lo stiamo dimostrando con i numeri, quindi Veneto sempre più attrattivo per le produzioni cinematografiche e audiovisive. Assessore, tra le sue molte deleghe c'è anche la caccia, la pesca e tanto altro. Per quanto riguarda la pesca, noi spesso parliamo di situazioni che riguardano i pescatori, la pesca intensiva, il contrasto con gli ambientalisti, insomma, come sta andando? Beh, questo è un messaggio assolutamente che va dato in modo corretto. C'è una vulgata di estremismo ambientalista che parla dei pescatori così come dei cacciatori quasi fossero dei predatori, fossero dei soggetti che deturpano e distruggono il nostro ambiente naturale. Non c'è niente di più lontano dalla realtà e di più sbagliato. I pescatori sono i primi cointeressati a che il nostro mare sia pescoso e sia pulito. Il nostro è un mare in cui insistono tantissime attività umane, pensiamo a tutto quello che riguarda i trasporti navali, oggi c'è il pericolo delle trivellazioni, lo sfruttamento del nostro mare, l'inquinamento. Ecco, questi sono i veri danni che accadono al mare e alle lagune. Nulla di più lontano invece dalla realtà che i pescatori facciano danno, anzi i pescatori sono i primi custodi del mare, della nostra risorsa ittica, sono coloro che si occupano attraverso dei progetti che facciamo insieme, per esempio della pulizia del mare dalle plastiche, che recuperano tantissimi rifiuti ogni anno e che hanno una capacità di autoregolamentare il loro sforzo di pesca affinché prima di tutto sulle tavole dei veneti, così come degli italiani, arrivino dei prodotti di eccellenza e di qualità che sono quelli che noi ci possiamo permettere di offrire al mercato, ovvero produzioni di grandissima qualità e produzioni che fanno bene alla salute e non pesce che viene dall'altra parte del mondo, che deve essere trasportato per decine di migliaia di chilometri e che spesso viene pescato a dispetto di tutte le norme ambientali e senza nessun rispetto per la natura. E quindi grande attenzione anche ai consumatori: quando vedete che il pesce è veneto, sapete che è un pesce pescato da professionisti che vivono in simbiosi con il loro ambiente, con il mare, con le nostre lagune, e che sono loro a garantire la qualità del prodotto. A questo aggiungiamo poi la grande professionalità che c'è dal mondo della pesca, che ha saputo reinventarsi, ha saputo inventare delle tecniche sempre nuove, più innovative, più rispettose dell'ambiente. Pensiamo a cosa fanno i nostri acquacultori, pensiamo a cosa fa chi fa molluschicoltura nelle lagune. Oggi purtroppo sono funestati da questa tragedia del granchio blu che ha distrutto investimenti che sono stati portati avanti per anni e che avevano visto nel Veneto la prima regione a livello nazionale per la produzione di mitili. Ebbene, questo è un settore che va salvato
Perché il pescatore non è un soggetto che fa un lavoro come un altro, il pescatore è una persona che fa un lavoro profondamente legato con il territorio, con la cultura, con le località marinare, e quindi non vogliamo perdere questo patrimonio straordinario e vogliamo che la nostra pesca abbia un futuro, sia per quanto riguarda la pesca in Adriatico, oggi sempre più osteggiata da delle norme europee che non tengono conto della peculiarità del nostro mare, e sia per quanto riguarda la molluschicoltura, che ha bisogno di un sostegno a dispetto di questa tragedia del granchio blu, ma su questo ci stiamo già muovendo e si sta muovendo anche il governo. Assessore, grazie molte, grazie ancora, buon anno e buon lavoro, grazie, a presto, grazie a tutti. Grazie direttore e auguri a tutti. Grazie a lei, grazie molte e ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus, buona giornata, arrivederci.